Presento gli ospiti del panel di questa mattina, che è il primo dei 3 panel organizzati da Veneto Film Commission, ITTV e Valentina Martelli per quanto riguarda il panel odierno, cioè questo su Mila. Allora Valentina Martelli, che è qui in veste di produttrice, oltre ad essere amministratrice delegata di Good Girls Planet, che è il soggetto che organizza ITTV. Cinzia Angelini, regista e animatrice, autrice del corto che stiamo per vedere. Luca Milano, direttore di Rai Ragazzi. Allora, io passerei subito farei partire subito il corto, ma vorrei prima di tutto ringraziare My Movies, perché con una partnership con il più importante portale di cinema italiano, questa giornata e anche il panel di oggi pomeriggio saranno disponibili da domani sul portale Biennale Cinema Channel. Partiamo pure con il film, grazie. Che facciamo vedere a Venezia e in Italia per una delle prime volte, diciamo, qui sicuramente per intero. Grazie Cinzia per questo corto. Parto subito con te dicendo ancora 2 parole. Questo film, di cui Valentina è uno dei produttori, uno dei producer, è stato sostenuto, come avete visto, dal Trentino Film Commission e dall'Unicef ed è stato acquisito da Rai Ragazzi. Partirei però con la storia, la genesi di questo film, da cosa nasce e insomma quanto ci hai lavorato, come ci hai lavorato. Allora, nasce dal mio desiderio di raccontare una storia molto personale, che è una storia che mia mamma, che abbiamo il piacere di avere oggi qua, mi ha raccontato. mi ha raccontato mentre crescevo, una storia semplice, più un sentimento di come si sentisse quando era sotto i bombardamenti nel 1943 a Trento, appunto, e di come non riuscisse a fare niente, completamente bloccata dalla paura, dal terrore, finché qualcuno non la prendesse e la portasse al rifugio. È una storia semplice, però crescendo poi abbiamo anche avuto vicino all'Italia chiaramente la guerra dei Balcani, che come da giovane ragazza mi ha molto colpita, e quando dopo tanti anni di esperienza nel mondo dell'animazione mi sono finalmente sentita pronta di fare un mio proprio film, ho voluto veramente usare questo mezzo che adoro, che è l'animazione, per parlare di un film di guerra. Quindi sono tornata alle origini e ho deciso di ispirare Mila proprio a questa storia, questo sentimento, come si sentiva mia mamma durante la guerra. Scritto e realizzato tu interamente? Sì. Ok. Sì. In quanto tempo? A scriverlo non troppissimo, a realizzarlo. A realizzarlo quanto ci hai messo? Più di 10 anni, 11 anni, insomma, diciamo 10 che suona meglio. Però come appunto anticipavi, è una storia un po' nella storia, perché ho iniziato con veramente un piccolo gruppo di persone. Tra l'altro abbiamo qua Valerio Osche, appunto, abbiamo fatto la scuola di animazione insieme, è stato uno dei primi a cui ho fatto il pitch del film, complicato, esplosioni, multipli caratteri, multipli set. Facciamo 0 soldi, yes. Okay. Grazie Valerio, essere un po' pazzi insieme. E poi Valentina, chiaramente, che si è unita nei primi anni di produzione, Andrea Ems, che è qua con noi, la produttrice, e poi la musica fantastica di Flavio Gargano, visto che è un film che è qua con noi, tra l'altro. È un film, appunto, io ho voluto scegliere la musica in un dialoghi, perché è proprio un linguaggio universale, era secondo me il modo migliore per portare un messaggio di pace, antiguerra e soprattutto di speranza ai bambini, ma spero anche agli adulti in generale. Adesso stiamo vedendo le immagini, stanno scorrendo i titoli di coda. In quanti ci hanno lavorato, tra l'altro? Tantissimi. Più di 300, quasi 400 persone. Diciamo 350-35 paesi perché suona bene, ma sono più di 350. I numeri sono impressionanti. 10 anni, 350 persone, durata del corto? Il corto sono 20 minuti, però abbiamo tanti crediti perché comunque è una storia nella storia e hanno tutti collaborato volontariamente, quindi
andava lasciato lo spazio dei crediti, mi sembrava la cosa giusta. Queste sono le immagini reali di Trento Sì. su cui tu ti sei basata, Sì, e sì, quindi sì. è fedele, diciamo, alla ricostruzione Sì, della sì, città. assolutamente. Tra l'altro il Museo Storico del Trentino è uno dei nostri sponsor che ci ha dato un sacco di materiale appunto di ricerca all'inizio per riuscire appunto a ricostruire tutto il passaggio che Mila e la donna che la salva fanno. Io passerei adesso la parola a Luca Milano, che quando entra nel progetto Rai Ragazzi? Ma forse uno può dire a cose normali un po' di tempo fa, però dal punto di vista della durata del progetto siamo entrati in una fase finale, forse non sarà nemmeno forse un paio d'anni quasi di interlocuzione, ed è un modo perché abbiamo saputo anche che c'era questo lavoro in produzione, mi sembrava giusto come Rai, come servizio pubblico anche partecipare, fare sì che diventasse anche un po' più italiano della semplice localizzazione della storia e della regia, perché poi in fondo è stato fatto molto all'estero, anche se poi dopo, anche grazie a questo, ad esempio una parte dei titoli di coda con l'animazione in 2D sono stati fatti poi successivamente in Italia. Io penso che è una storia unica in un certo senso, che ci ha molto preso, una storia che parla della guerra del 43, quindi del settembre, poi pochi giorni prima dell'armistizio è successo il bombardamento di Trento, e nello stesso tempo viene questa scelta registica di vedere tutto con gli occhi di Mila dal punto di vista della bambina, soprattutto all'inizio, lo rende molto, ahimè, contemporaneo. In fondo Cinzia Angelini ha parlato della guerra dei Balcani, i bambini di oggi non faticheranno a trovare altri riferimenti nell'attualità medio orientale o asiatica in generale e da altre parti del mondo. Per noi è una particolarità, nel senso che normalmente alla Rai si finanzia e coproduce animazione italiana normalmente sulle serie. In questo caso è uno dei rari esempi di partecipazione a film, in questo caso un cortometraggio e TV special. È una linea che comunque diventa più importante, perché da una parte c'è bisogno di maggiore contemporaneità in un certo senso, quindi quando si deve programmare una serie c'è bisogno di 3 anni prima di andare in onda o 2, mentre invece a volte c'è un'esigenza di attualità, di parlare di temi sociali importanti, quindi credo che la modalità, il formato del cortometraggio, del film breve, del speciale TV sia importante, e poi anche perché ormai si vedono non solo sui canali televisivi ma anche su Rai Play, e quindi un film del genere su Rai Play avrà la possibilità di coinvolgere un pubblico anche più ampio di quelli che normalmente seguono i canali per bambini. Dal punto di vista del film, a me anche credo che sia stato proprio un amore a prima vista per come era stato pensato e fatto. Già la scena iniziale, quella della giostra, quanto è simbolica il tema della giostra riferito al tema della vita, e quel punto di vista, la scelta di non avere i dialoghi ma rappresentare tutto con gli sguardi, con questi occhioni di Mila. Penso che questo cambio anche tra realtà e forza delle emozioni e punto di vista poetico della bambina sia importante. Noi siamo stati contenti di aver accompagnato l'ultima fase di questo film e nello stesso tempo cercheremo di proporlo al meglio come servizio pubblico e come Rai al nostro pubblico. Ci sarà una parte di presentazione sicuramente, come ho detto, anche in modalità VOD di Rai Play, e come canale lo manderemo in onda in prima visione il 20 novembre, che è la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia, perché è vero che il film parla fondamentalmente del diritto alla vita e alla pace, ma è costellato di tanti altri elementi, anche il diritto al gioco, questo elemento così importante
del gioco, di questo cambio di emozioni anche che si vede velocissimo, che è poi quello che succede nella realtà anche nei campi profughi, dei bambini che alternano il momento di disperazione al momento in cui di colpo si mettono a giocare e sembra che il mondo sia completamente diverso. E poi lo rimanderemo in onda di sicuro insieme a varie altre repliche anche il 1° gennaio, che è una giornata che vorremmo dedicare un po' ai temi della pace, e quindi abbiamo già 2 collocazioni importanti per presentare questo lavoro di tanti anni al nostro pubblico. Grazie. Allora, io adesso passerei la parola a Valentina Martelli, che ci dia un punto di vista da produttrice di questo film. Intanto, quando entri nel progetto, diceva abbastanza da subito, no Cinzia? Perché hai creduto in questo progetto? E poi ti volevo fare anche una domanda su, prima della programmazione del 20 novembre e del 1° gennaio, qual è la circolazione che sta vivendo adesso Mila? Io entro nel progetto veramente nella fase del teaser, perché Cinzia mi ha cercato, come aveva cercato altri giornalisti a Los Angeles, per capire se c'era in qualche modo il modo di raccontare il suo lavoro. Io mi ricordo, ho visto il teaser, erano veramente pochissimi secondi, e mi sono innamorata della storia per tanti motivi, non soltanto perché, e questo rientra nel solito tema in questo momento di TTV, è importante raccontare le grandi forze e i grandi talenti italiani che ci sono nel mondo delle produzioni dell'audiovisivo. Questo è un aspetto, ma soprattutto perché è una storia con tanti livelli di storia, come diceva Cinzia. C'è la storia che parla ai bambini, c'è la storia che parla agli adulti, e di un tema continuo. Ricordo 300.000 bambini afghani in questo momento stanno cercando di lasciare il paese. Cito un altro paese di grandi tumulti, che è la Siria. In questi 11 anni sono nati 6 milioni di bambini nei campi profughi, quindi il tema dei bambini purtroppo e i bambini in guerra è infinito e la storia è rilevante. Io per un breve periodo ho fatto l'inviata di guerra in Kosovo, quindi ho sentito questa storia molto vicino a me. Quando Cinzia mi ha detto ti piacerebbe far parte di questo nostro gruppo, ho detto di sì. È una storia che poi è cresciuta perché questi 350 artisti in questi 335 paesi del mondo hanno risposto a una chiamata fortissima, che è la chiamata della coscienza. Ognuno di noi in qualche modo è vicino al tema di Mila. In un modo veramente, o perché vive in un paese di difficoltà, o perché conosce qualcuno. Era impossibile non partecipare. E poi si è generata questa cosa in realtà anche di ritorno lavorativo, perché tutti questi artisti che hanno lavorato gratuitamente nel progetto di Mila, hanno avuto una serie di collaborazioni, si sono fatti conoscere grazie alla perseveranza di Cinzia, perché 10 anni Cinzia e Andrea, thank you Andrea, you're great, l'unica cosa che gli possiamo dire in inglese oggi, la perseveranza, perché dopo 10 anni uno veramente lascerebbe tutto. Adesso Mila è entrata nel circuito dei festival che si qualificano per l'Academy, e noi siamo molto orgogliosi. Infatti Cinzia ha 3 mesi di tour ormai praticamente. Dove ha già girato e dove girerà? Ho iniziato a Los Angeles con un po' di festival, poi in giro per il mondo, e poi sono in giro da 6 settimane seguendo, diciamo, il festival più grande che abbiamo vinto qua, Giffoni, appunto per la categoria 10+, che abbiamo vinto qualche settimana fa, appunto, bellissimo festival. C'è tra poco quello di Chicago, che pure è molto importante, il festival del film per bambini, per ragazzi di Chicago, che è uno dei più importanti del settore, che si terrà a novembre. Appena stati selezionati, la novità è di qualche giorno fa, appunto, quindi appena torniamo ci mettiamo subito all'opera per organizzare quello. Senti, ti faccio una domanda, visto che stanno sfilando queste immagini tappeto lo chiamerei making of, ma non so se sia corretto definirlo tale per l'animazione. 2 parole sulla tecnica che hai adottato, perché è un 3D, adesso Luca Milano diceva che i titoli di coda in effetti sono in 2D, però se hai voglia di dire 2 parole su quella parte lì. Certo, io nasco come animatore 2D, perché sono molto innamorata del 2D. Però dopo 9 anni di 3D, quando appunto ho iniziato Mila, ho voluto farlo in 3D perché secondo me raccontare una storia di guerra e veramente cercare di dare un impatto forte al pubblico, avevo bisogno di effetti speciali veramente più realistici che non quello che può dare graficamente 2D.
Qui ho deciso di farlo in 3D, però i titoli di coda li ho voluti raccontare appunto con questa semplificazione, diciamo, del personaggio in 2D per ritornare un po' alle origini. E tra l'altro, appunto, come già accennava Luca prima, Doghead Animation, che è un bellissimo studio di Firenze, grazie a Toon Boom, che sono loro collaboratori, hanno partecipato gratuitamente facendo 2 minuti di animazione 2D appunto dei titoli di coda. E prima abbiamo visto anche le immagini dell'Haydn Orchestra. Vorrei dire che ieri sera eravamo in piazza a Trento, Piazza Duomo, con la proiezione di Mila, con dietro il Duomo mancavi solo tu, Valentina, e la Haydn dal vero davanti. È stato veramente una emozione incredibile sentire dal vero la musica di Flavio Gargano, e eravamo tutti insieme veramente con tutta Trento lì. È stato veramente incredibile. Ma è stato realizzato comunque a Trento il film, tecnicamente parlando? L'unico studio di Trento è quello di Valerio, che è Pixel Cartoon, che ha iniziato con i server, ha fatto la realizzazione di molte parti del film, incluso tutta la renderizzazione di tutta una sequenza. Però nell'ultimo anno, per aiutarci, sono entrati anche Cinesite e Aniventure, che sono Cinesite, lo studio per cui lavoro io adesso. Sto facendo la regia di un lungometraggio per loro, e nel 2019 in giugno avevano un gap tra Addams Family 1 e 2 e hanno deciso di prendere Mila, e volontariamente come studio, che è una cosa abbastanza inusuale, e anche una delle mie grandi orgoglie di aver portato il mondo indipendente a unirsi con quello invece del grande studio, hanno finito Mila e ci hanno anche aiutato a essere qua con voi oggi. Tu normalmente lavori in una produzione di animazione, sia come regia sia come animatrice? Faccio regia adesso solo, sto lavorando a Hit Pig, che è il prossimo film di Cinesite. Hai voglia di dire 2 parole sul tuo prossimo progetto o non si può? Si può, sì, qualcosa. È ispirato a una storia per bambini di Berkeley Breathed, che è un comic strip artist degli anni 80, era molto famoso negli anni 80, ha scritto questa storia e Cinesite ha acquisito i diritti. È una storia di un maiale che è un hitman e un suo target che è un elefante, che iniziano opposti ma poi diventano amici. Una storia molto particolare, ispirata agli anni 80 e cyberpunk, un mix molto fun. Mi permetto di aggiungere una cosa. Cinzia, una delle cose che mi ha attratto al progetto di Cinzia è Cinzia, perché Cinzia è l'unica donna italiana, a questo punto era tra le prime donne italiane animatrici di grosso spessore, ma adesso è l'unica donna italiana regista nell'animazione, e va detto, quindi io mi sento onorata di essere in questo progetto con Cinzia. Credo che sia una cosa importante. Secondo me, per aggiungere al discorso della produzione, io credo che si possa dire che Mila è stato prodotto nel mondo, perché veramente il lavoro fatto nella produzione è stato un lavoro pazzesco di coordinamento, perché 35 paesi vuol dire fusi orari di tutto il mondo, quindi una difficoltà non da poco. Cinzia, di notte, di giorno, Andrea coordinating everything in the middle of the night. Abbiamo abbracciato, diciamo così, il remoto, smart working, prima che qualsiasi persona lo conoscesse, perché era l'unico modo per produrre Mila, era da farlo da casa, tutti uniti appunto da internet, grazie. 10 anni fa era molto difficile, comunque non avevamo tutte le app e tutti diciamo i tool, la velocità che abbiamo adesso, quindi l'inizio è stato veramente difficoltoso, però siamo riusciti a stare al passo, quasi a malapena, ma al passo con la tecnologia, perché a un certo punto andava più veloce di noi. Gli altri facevano il crowdsourcing, il crowdfunding, voi facevate il crowdsourcing quando non c'era nessuno che lo faceva. Esatto, sì. Faccio ancora una domanda a Luca Milano, perché mi dicevi prima che è un progetto speciale questo, non rientra nelle linee normali di produzione di sostegno di Rai Ragazzi, voi fate serialità, mentre questo esce un po'. Quindi è il primo che tu sostieni, ne farete altri? Non so se è il primo, di sicuro è una
non è la maggioranza della nostra produzione, che appunto dovendo essere dedicata a canali per bambini è una produzione seriale che richiede quindi anche altri tempi e che ha anche altri tipi di linguaggio, di tecniche di racconto. Però di questi speciali ce ne sono stati pochi finanziati da noi. Uno ad esempio è stato un paio d'anni fa quello sulle due sorelle Bucci sopravvissute ad Auschwitz, e quindi che è stato anche il primo film ad animato che ha parlato ai bambini della Shoah in un certo senso, però quindi su temi di particolare rilevanza. Quello che posso dire è che l'interesse che hanno avuto queste esperienze ci spinge a continuare, quindi far sì che quello che rimane una linea minoritaria, ma invece di essere una linea minoritaria nell'unicità, magari ce ne possono essercene un paio all'anno, 2 o 3, qualcosa del genere, a seconda di come va, anche perché appunto la possibilità di mostrare i film, Mila e altre produzioni brevi sull'on demand di Rai Play ci rende rende tutto il progetto più forte, perché sennò anche il problema del cortometraggio nel canale specializzato è un po' che rischia di passare nascosto nel flusso. Invece in questo modo, da una parte con un forte collegamento ad eventi e quindi costruire l'attenzione anche legandosi a giornate, a occasioni particolari, e dall'altra con la compresenza dell'offerta di Rai Play, pensiamo che effettivamente il film e il messaggio di Mila possa raggiungere un pubblico ampio e interessato, e quindi è una strada che vogliamo continuare a percorrere. A proposito del pubblico, come lo accolgono i bambini questo film? Avete qualche feedback? Sì, il feedback più grande che ho avuto recentemente è stato a Giffoni, perché se non conoscete, chi non conosce Giffoni, è un festival che è creato per i bambini, nel senso che la giuria proprio sono bambini. Abbiamo avuto 2 screening di 300 bambini l'uno, e poi in fila uno per uno, ma veramente delle domande azzeccatissime, incredibile, dei critici, un paio e quasi li assumevo come critici, sicuro, incredibile. E veramente ci hanno votato, quindi penso sia piaciuto, però fanno sempre tantissime domande di Mila, cosa succede dopo, starà bene, cose di questo tipo. Sono molto innamorati e piace tantissimo. E quello che ho visto, ho sentito parlando sia con bambini che con genitori, anche con persone che non conosco, che erano genitori di questi ragazzi a Giffoni, che mi hanno poi scritto, hanno voluto vedere il film, per cui sono andati ai festival online per vederlo e iniziare un dialogo, che è la cosa che più mi preme, di iniziare un dialogo appunto sulla guerra e diciamo quello che succede a altri bambini magari meno fortunati chiaramente di loro. E è importante secondo me appunto dare un punto di partenza per parlare appunto di questi problemi. Allora, Valentina, tu vuoi aggiungere qualcosa? Siamo in chiusura. Il tema è il messaggio, il tema di questo panel è il messaggio nell'animazione. Io credo che la risposta migliore la possano dare Cinzia e Luca. Qual è, secondo me, giro adesso, io faccio la domanda, qual è il messaggio più importante secondo voi che oggi Mila può dare? Scusa, ma divento giornalista. Penso è diverso a seconda del tipo di pubblico. Penso che per i ragazzi sia collegare le immagini di quello che vedono al telegiornale con le emozioni e il punto di vista che offre il film, quindi far capire quante storie, quanta emozione, quanta sofferenza, quanta speranza c'è dietro questi grandi eventi legati alle guerre, che altrimenti finiscono in modo molto erratico nella nostra informazione, qualche volta un grande scoppio, qualche volta poi spariscono e mancano forse i puntini di collegamento tra un giorno e l'altro. Fantastico, non so cos'altro aggiungere, veramente la speranza in generale, sia per i ragazzi che vedono purtroppo appunto, come diceva Luca, il telegiornale, che si sentono un po' impotenti,
e anche i bambini che hanno vissuto o stanno vivendo e che forse avranno occasione a qualche punto di vedere Mila, riconoscersi e dargli la speranza di andare avanti. Io invece il messaggio lo vorrei dare agli adulti. Per me Mila è una chiamata alla responsabilità. Io spero che gli adulti che guardano assieme ai figli Mila si ricordino che questi bambini sono il futuro ed è la responsabilità degli adulti aiutarli a crescere in un ambiente sereno e soprattutto in un ambiente dove le guerre non siano la quotidianità. Questo per me è il messaggio di Mila. Bravissimo. Allora io ringrazio i nostri ospiti Cinzia Angelini, Valentina Martelli e Luca Milano. Se non ci sono delle domande dal pubblico, ce n'è una. Si può, forse, se vuole venire qui, ci senti. Niente, intanto grazie per questo bellissimo evento e per aver presentato Mila, che è un progetto meraviglioso, del quale confesso sono a conoscenza da anni. La domanda che avrei sempre voluto fare, che non ho mai fatto, è una cosa molto interessante per me, non ho capito se è una scelta, probabilmente è una scelta creativa. Il fatto che Mila, bambina, è disegnata con, secondo me, un aspetto assolutamente multiraziale, nel senso che non è la bambina italiana tipica, non è Giovanna la mamma, è una bambina che rappresenta tutti i bambini, quindi non è. Quello che mi è piaciuto, a parte il fatto che è assolutamente italiano e basato su una storia vera, e anche se hai avuto proprio come scelta di disegnare questa Mila, questa stupenda bambina, che potrebbe essere un po' forse afghana o cinese o messicana o italiana, cioè non ha, è veramente tutti i bambini. Questo a me ha colpito, mi ha fatto sempre venire i brividi. E volevo sapere se sono io che mi sono inventata questo. No. No, ho cercato, hai ragionissimo, ho cercato di creare un design con il character designer che è Luis Grané, un bravissimo artista argentino, proprio una bambina che cercasse di rappresentare il più possibile dei bambini nel mondo. E anche il nome Mila è un nome che è facilmente orecchiabile in tanti paesi, quindi ho proprio cercato di essere più universale possibile in quel senso, quindi sì, assolutamente. Grazie ancora di essere venuti. Ci vediamo alle 15 per il panel ITTV, il premio ITTV e poi successivamente per un appuntamento di presentazione di una serie di Rai Fiction, Non mi lasciare. Grazie e buona giornata. Grazie.